Più gas all'Italia. È ciò che è stato deciso nell'incontro tra il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, e l'ambasciatore algerino in Italia. Il diplomatico ha confermato la disponibilità del governo algerino di potenziare la fornitura energetica. È un tema, quello dell'approvvigionamento energetico, che è tornato al centro del dibattito politico italiano e internazionale. La guerra tra Russia e Ucraina, oltre a causare un aumento dei prezzi di carburante, ha reso evidente la necessità del governo italiano di rendersi indipendente dalle importazioni russe. In Italia il prezzo del metano è raddoppiato rispetto all'inizio del 2021. Il costo del diesel ha superato quello della benzina, entrambi costano più di 2 euro al litro. Sono tutti rincari che avranno degli effetti inevitabili sulle famiglie siciliane. Federconsumatori Sicilia stima che ogni nucleo familiare dovrà spendere circa 2.300 euro in più tra spesa, benzina, bollette e servizi di prima necessità. La stessa associazione a inizio 2022 prevedeva un incremento di 1.430 euro annui. Il governo Draghi ha dunque come obiettivo quello di tamponare i disagi causati dall'aumento dei prezzi, delle energie e delle materie prime. Abbiamo previsto l'azzeramento degli oneri di sistema per le utenze elettriche domestiche e per le imprese e l'abbassamento dell'IVA al 5% per le utenze del gas, ha rassicurato il Premier.